Bene, eccoci qua allora con la nostra consueta rubrica del Memento e torniamo ad occuparci di Venezia questa sera e parliamo, Ermanno, della Basilica di San Marco. Basilica di San Marco che purtroppo, come la piazza San Marco, non viene protetta dal Mose per le maree, diciamo quelle medio-basse, ma che purtroppo invece è interessata dall'acqua alta anche quando la marea non è particolarmente alta. Si è iniziato a fare un lavoro di, chiamiamolo così, di contenimento, di recinzione con delle lastre di cristallo, di vetro, e i lavori sono arrivati alla fine, sembra che funzionino. Beh, come si dice, meglio peso taccone del sbrego, per il semplice motivo che questo è un taccone del progetto Mose, cioè doveva essere circondato tutta l'isola di San Marco in maniera tale che anche la piazza di San Marco fosse protetta. Qui invece abbiamo soltanto la protezione, ammesso che sia una protezione, poi spiegheremo perché. Per quale motivo? Perché piazza San Marco comunque andrà sott'acqua. E allora ci domandiamo a cosa serve. Cioè, i veneziani di un tempo avrebbero avuto così tanta fantasia di fare tante sciocchezze tutte messe insieme? Perché una volta, se un architetto faceva un errore di questo, se il magistrato faceva un errore di questo genere, il magistrato delle acque, rischiava la pelle, perché Venezia era sacra. Era sacra perché le cose dovevano essere fatte con scienza e coscienza. Allora abbiamo messo un taccone, che è quello che andiamo a spiegare adesso. Certo. Cioè proteggiamo solo la Basilica di San Marco, ma poi non rischiamo qualcos'altro, e questo fa parte di questo segmento della trasmissione, e abbiamo con noi un esperto. Certo, certo, e saluto in studio l'architetto Giovanni Leone, grazie per essere qua con noi, architetto, e per aiutarci un po', come dire, a conoscere anche quello che è stato fatto. Giovanni Leone è peraltro presidente, credo, dell'associazione Dorso Duro Venezia, che è un'associazione di cittadini residenti nel capoluogo lagunare. E allora, queste barriere sembra che abbiano funzionato, la basilica è rimasta all'asciutto mentre la piazza era andata sott'acqua. Sì, è vero. È soltanto un tassello, un pezzettino, però un tassello importante, perché l'acqua salmastra che entrava, poi il sale gonfiava, aumentava di volume e faceva staccare tutti i mosaici, per cui è già un passo. La cosa importante è che appunto la soluzione è nata da tecnici veneziani e ha delle radici lontane, che sono le stesse delle panificazioni, che poi oggi sono diventate le palancole e in questo caso sono una barriera, un diaframma di cemento che scende nel terreno in modo che l'acqua non possa filtrare. Poi ci sono dei canali superficiali per le acque da 65, perché la basilica è più bassa della piazza, andava giù già a 65 cm di marea. Quindi ora il sistema di queste valvole di non ritorno salvava la piazza dal 65 all'85, la piazza, la basilica, questo la salverà fino a 1,90 m. Però è vero, è un tassello. Abbiamo investito tutto sul Mose, che è un'opera un po' come l'orizzonte. Man mano che ci avviciniamo si allontana sempre di più la sua conclusione, non riusciamo a vedere l'ultima data della chiusura, della fine del Mose, quale sarà? 2025, adesso l'hanno portato. Pare, ma io credo, mi sono stancato di dare i numeri. È già il 15° spostamento di data. Appunto, continuiamo a dare i numeri, lasciamo i numeri ai matematici e cerchiamo di guardare ai risultati concreti. Lei ha citato questo sistema di protezione per insule, che è un sistema molto interessante, cioè che prevede, per esempio, nei canali di chiudere con alcune barriere i canali, come dei mini Mose per insule, con delle barriere che riescono a salvare parti di città. Questo sistema
è stato completamente trascurato, nonostante fosse stato studiato in dettaglio, a vantaggio invece dei grandi investimenti, naturalmente, del Mose, che ha lasciato all'asciutto a Venezia, ma non sappiamo ancora né quanto costa, né quanto sarà efficace, per quanto tempo continuerà ad essere efficace, né se consentirà la sopravvivenza della laguna non trasformandola in un lago. Beh, c'è il detto piatto ricco, mici ficco, quindi il Mose è stato un magna magna a livello planetario, diciamo, abbiamo battuto tutti i record possibili e immaginabili, ma soprattutto i politici scelgono sempre le opere strane, perché non è possibile, se c'è da asfaltare una strada, si fa presto, grosso modo, euro più, euro meno, il costo di asfaltaggio di una strada è abbastanza presumibile, ma se faccio il Mose, e allora i problemi, non solo, ma il Mose non ha un progetto, l'hanno fatto strada facendo, quindi non si sa quanto costerà, né quando funzionerà, né se funzionerà, anche se poi stanno dicendoci le paratoie si alzano e si abbassano, ma non è sufficiente. Quanto costa? Perché in questo momento sono centinaia le persone che vengono impiegate per alzare e abbassare le paratoie, e quindi mi domando, alla fine costa più il servizio o l'impianto? Perché rischiamo che a fine dell'anno paghiamo più il numero e le manutenzioni piuttosto che l'impianto stesso, che è già oneroso di per sé. Prego. Un'opera che è stata presentata come avveniristica inciampa sul Davide degli impianti, che è la sua componente più importante, e sulla meccanica, perché il grande problema è la sabbia, i peoci, cioè le incrostazioni delle cozze sui cassoni, che erano assolutamente prevedibili, dato che non siamo in un ambiente sterile, ma in un ambiente vivo. Ecco, il paradosso del Mose è questo. È vero che ha lasciato all'asciutto la città, ma di nuovo non sappiamo a che prezzo, sia ambientale che economico. È la stessa cosa che succede a Venezia regolarmente. Le informazioni non si condividono, si tirano fuori continuamente dei conigli o altri animali dai cilindri, senza che però cambi sostanzialmente nulla, senza che si risolva sistematicamente. Il problema di Venezia, ed era l'approccio storico tradizionale della convivenza di uomo e natura, era quello sistematico. Ogni intervento era collegato a un altro. Oggi invece sembra che il detto dividi et impera sia stato assunto come il verbo della politica e di chi è incapace di governare un sistema complesso come quello lagunare, che già i veneziani della Repubblica Serenissima riuscivano a governare con non grandi sperimentazioni che consentano al loro interno di fare qualunque cosa, ma con piccoli passi sapienti che sedimentavano un sapere applicato, una scienza applicata. Qua invece di applicato c'è poco, c'è soltanto una proiezione futura, una sperimentazione delle opere avveniristiche, ma di fatto non c'è una gestione ponderata, non c'è saggezza. Certo, ma poi c'è un altro fattore anche riguardo a questa, diciamo, di questo sistema di difesa della Basilica di San Marco, perché a mio avviso, e l'ho detto anche recentemente, non si calcola il problema della subsidenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che il terreno, e San Marco ne soffre, perché se noi guardiamo, faccio una parentesi, se noi guardiamo l'interno della basilica è molto più basso rispetto alla piazza. Cosa vuol dire? Che la basilica, visto il peso, si è assestata a suo tempo, perché ormai ha centinaia di anni, perché il peso in una situazione tipo quella della laguna di Venezia ha un suo, diciamo, valore statico.
Ma mi domando, se io chiudo la basilica, non ho una spinta dell'acqua quando c'è l'alta marea? E questa spinta non è che si dà immediatamente gli effetti, li può dare a distanza di qualche anno, di qualche anche decina di anni. Ma io faccio un'opera perché sia definitiva e non sia provvisoria. Quindi non rischiamo di mettere in crisi l'intera basilica perché la spinta dell'acqua mi crea dei problemi? Allora, il problema della differenza di quote innanzitutto è diffuso anche nella piazza. Se badiamo alla base dei capitelli, per esempio vicino al negozio Olivetti, andando verso il bacino Orseolo, ci sono delle basi dei capitelli che risultano annegati, altre più alte. Ci sono stati degli assestamenti. Ci sono due tipi di subsidenza. C'è una subsidenza profonda che è stata fatta dalla sottrazione di acqua in profondità, Sì. e quella non incide sullo strato superficiale. No, come no? Attenzione, una parte dei problemi di Venezia è stata Marghera. Certo, assolutamente. Perché a suo tempo hanno tirato fuori milioni, miliardi di ettolitri di acqua dal sottosuolo. Esattamente. E Venezia, io ho fatto un servizio ancora nel 72, Venezia si è abbassata di diversi quello centimetri. che dicevo era il problema della pressione dell'acqua che la alzi. In realtà queste paratoie scendono nel fango al di sotto della quota dell'acqua della laguna, per cui non hai quella pressione che hai invece nelle fondazioni normali. Cioè, le fondamenta a Venezia come sono protette? Sono protette da palificazioni di legno. Sì. Poi hai dei mattoni. Sono sostenute. Sì. Poi hai i mattoni, hai la parete di mattoni, poi hai la pietra d'Istria perché non è spugnosa e porosa come il mattone. È un sistema, appunto, sistema complesso che va in profondità. Dopodiché ci sono appunto questi assestamenti e questi fenomeni che vanno attentamente studiati, calibrati e governati. All'interno della basilica vediamo cosa succede. Da quello che sono... Si alza il pavimento. Vediamo, io non ho le competenze tecniche per poterlo dire. In questo momento stiamo salvando i mosaici. Stiamo rischiando. Allora, il mosaico lo rifaccio. Non è bello perché preferisco avere un mosaico del 1300, ma se mi sposto a una colonna ho un po' di problemi più grossi. Posso avere un dissesto statico, ma c'è un sistema... L'hanno fatto questa analisi? No. C'è un sistema di monitoraggio? No, lasci stare il monitoraggio. Quando io ho fatto un errore, diciamo in termini volgari, una puttanata, poi la pago. Stiamo giocando con una basilica che ha migliaia di anni, quindi non è che possiamo scherzare, adesso controllo un appartamento se la crepa si allunga. Qui io devo andare con scienza e coscienza a capire cosa sta succedendo, perché l'acqua nella basilica di San Marco è sempre entrata, non è solo da adesso, è sempre entrata. Difatti ci sono dei covoli dove quando c'è l'acqua alta, l'acqua entra direttamente nella basilica, non va da fuori. Poi successivamente hanno fatto le gradinate che vanno su, no? Nelle porte, nei grandi portali, che sale e poi scendono. Quelli sono stati fatti successivamente. Per quale motivo? Per evitare esattamente quello che stanno facendo adesso. Ma l'acqua, se lei va in basilica, ci sono e i veneziani lo sapevano. Il problema qual è? Che una volta i veneziani ci abitavano e allora ogni pecca che saltava fuori imparavano e si aggiustavano e non facevano più errori. Ma come fa oggi partire un ordine da Roma, ammesso che parta in tempi reali e che sia veramente di interesse di Venezia, no? Arrivi a Venezia e poi venga applicato in quali tempi? Lei giustamente ha detto abbiamo incominciato, abbiamo fatto il primo rattoppo, ma quanti anni stiamo parlando? 1966, giusto? Sì. Ecco. Quindi? L'acqua grande. Quindi, e già allora, ed era una cifra mostruosa, sono stati raccolti la modica cifra di 5 miliardi di lire, che non erano euro, erano soldi pesanti, quello del 66. Sì.
quasi 1 miliardo l'ha raccolto il Corriere della Sera. Sono stati tutti magnati. Ecco, questo è il problema. È anche vero che oltre a quel picco, quella volta c'è stato quel picco dell'Acqua Granda che è stato uno shock che avrebbe dovuto, che ha generato la legge speciale, eccetera, avrebbe dovuto aprire la strada a una soluzione finalmente sistematica che ancora non vediamo. Però c'è un altro problema. Ora le acque alte si sono moltiplicate in un modo incredibile. Cioè, noi abbiamo avuto acqua alta ad agosto, che io non la ricordavo. Cioè, di solito la stagione delle acque alte è l'autunno. Invece ora ce n'è di continuo. Nel 2019, oltre al picco alto, ci sono stati 10 giorni in cui l'acqua sembrava non scendesse più, continuava a salire continuamente. Per cui è vero, e va ponderato attentamente tutto questo sistema, questa soluzione che è stata messa in atto. Però la necessità di metterla in atto era data anche dalla quantità di volte in cui ormai San Marco finiva giù, mentre prima c'erano molte meno acque alte nel corso della storia, perché non avevamo tolto l'acqua dalle falde in profondità, dalle riserve in profondità, e i veneziani avevano un'altra cura dell'ambiente lagunare. Come lei ha detto, se uno modificava la laguna era messo a morte, cioè certo. Era lì tra le due colonne. Era un reato che poteva portare alla decapitazione. Alla morte, mentre oggi... Ma c'è un altro fattore per cui è stato costruito il Mose. È stato costruito perché noi abbiamo arato il fondo della laguna per lasciare entrare le grandi navi. Certo. Ma mica solo sulla bocca di porto di Venezia, ma anche quella di Malamocco. Malamocco è stato fatto il canale dei petroli, Esattamente. che non è servito a nulla, perché finalmente, allora c'era il ministro dei lavori pubblici, un certo Bisaglia, contro cui io scrivevo pesantissimi articoli nel 1972, dicendo come si fa a fare un canale dei petroli, profondo 23 metri e largo 400, per far passare le petroliere che venissero a scaricare il petrolio dentro alla laguna. Una follia, no? È un'autostrada dei flussi d'acqua che porta via tra l'altro i sedimenti sottili. Pensi solo che se si fosse successo, come succede spesso quando si scarica questo materiale estremamente incendiabile, se fosse successo che nella laguna di Venezia a Marghera, mentre scaricavano il petrolio, fosse esplosa una di queste navi, che fine faceva Venezia? Non so se mi spiego. Cioè, questi erano, diciamo, i geni della politica di adesso, con un cervello molto più basso di questi politici che abbiamo adesso. Quindi figuratevi voi dove eravamo alla fine del secondo conflitto mondiale. Il problema è che non hanno chiuso il canale di petrolio. Sì. Il problema è che da allora, se noi vediamo lo schema delle alte maree a Venezia, ha incominciato a quell'epoca e io l'ho denunciato e ancora prosegue, perché ovviamente l'acqua alta, col disgelo globale del nostro pianeta, continua ad andare in quella direzione. Il movimento dell'acqua all'interno della laguna è cambiato completamente, certo. Mentre prima era rallentato dai fondali e interessava l'intera laguna. Ora c'è un'autostrada dei flussi d'acqua che arriva a Marghera e che poi, ripeto, porta via i sedimenti chilometri fuori dalla laguna, e quei certo. sedimenti sono fondamentali. Lei diceva una cosa giusta, un'osservazione giusta. Io mi occupo di sicurezza come architetto, come professionista, e c'è una formula del rischio che è frequenza per magnitudo, ossia la probabilità che un dato evento dannoso accada per la magnitudo, per la gravità del danno che comporterebbe nel caso in cui accadesse. Ecco, sarà rarissimo che una petroliera possa sbagliare, ma se accadesse il danno sarebbe talmente rilevante per cui quel rischio è inammissibile. La stessa cosa delle grandi navi, e ci hanno sempre detto che le grandi navi sono sicuri, fino a quando non abbiamo visto una grande nave schiantarsi per fortuna sulla banchina portuale. Io ero lì
e c'è stato un rumore di ferraglia, guarda, mi vengono i brividi da paura, perché se entrava alle Zattere o alla Giudecca o al Redentore, entrava in una fondamenta come il burro. Certo. Mentre lì ha sbattuto tangenzialmente, per grazia di Dio, certamente non per le manovre, perché gli stessi rimorchiatori, ricordo che tiravano e si sono rotte quelle cime assolutamente enormi, resistenti, con delle frustate sembravano, e questa nave è andata a schiantarsi sulla banchina. Rischi inammissibili, cioè non si può accettare una cosa del genere. Le grandi navi petroliere, sia petroliere, non solo le grandi navi da crociera, devono andare fuori dalla laguna, punto. Il canale dei Petroli andrebbe coperto, andrebbe cancellato, andrebbero ripristinate le barene. No, loro vogliono cioè aumentare la profondità dei canali di petroli perché devono entrare i portacontainer. Ora pare che l'ultima tendenza, tra l'altro, sia del governo che del sindaco, sia di nuovo, sta tornando in auge lo scavo del canale Vittorio Emanuele per tornare di nuovo in marittima. E Vittorio Emanuele fu il primo scavo che fu fatto dai Savoia e che cominciò a danneggiare Venezia. Esattamente. E ora pretendiamo di riprenderlo e scavarlo nuovamente. Beh, la stupidità, come dice Maurizio Costanzo, la madre dei cretini è sempre incinta. Quindi anche in Venezia si deve salvare da questi, non dall'acqua alta. L'acqua alta non ci sarebbe se non ci fossero tanti stupidi. Ma è per questo che i veneziani sono sempre meno e siamo diventati colpevoli di insistere e di non arrenderci e continuare a vivere a Venezia. Perché il veneziano non produce, il turista produce. Il turista porta soldi, quello che è importante non è Venezia, sono i soldi. Venezia viene usata come oggi si usa la tratta degli schiavi. Rendono, quindi poi piangiamo sopra, diciamo che siamo buoni, accoglienti, l'importante è che vengano perché se no la nostra economia si ferma. Abbiamo congelato la città in una scenografia. Io parlo da architetto di nuovo. Guardiamo al testo architettonico, alla città come un libro. Cosa ci racconta? Ci racconta un progetto come processo. La regola a Venezia è l'eccezione, l'adattamento, l'aggiustamento. Questa è la vera sapienza di Venezia. Invece l'hanno congelata. Non dobbiamo cambiare niente, non dobbiamo toccare niente perché dobbiamo vendere un simulacro che deve restare così com'è. Mentre il vero valore di Venezia è nelle relazioni sociali, nella dimensione sociale che si riverbera nella qualità architettonica, che è una società di segni. Certo, e poi Venezia deve essere abitata dai veneziani, allora salviamo Venezia, perché se arriva un cinese o un americano starà anche una settimana o un mese, ma alla fine chi sostiene Venezia è il veneziano che è direttamente interessato e non c'è nessuno che può mantenere Venezia come mantengono i veneziani. Assolutamente sì, ma infatti si vuole affossare Venezia, si vuole affondare Venezia, non con l'acqua alta, con un sistema di sfruttamento e di estrazione come se fosse non una fonte di sapienza, ma soltanto un bancomat. Certo, la desertificazione di Venezia dai veneziani. Certo. Esattamente. Grazie a Giovanni Leone per essere stato qui con noi, ma torneremo ad occuparci di Venezia, problemi ce ne sono ancora tantissimi, in primo piano sicuramente il turismo, l'affitto delle camere e tanto altro ancora, ci ritorneremo prossimamente. Grazie ancora per essere stato con noi, per i nostri telespettatori invece noi andiamo adesso in pubblicità come sempre un breve break e dopodiché torniamo con il nostro appuntamento con la storia. Come dicevamo in apertura, questa sera ci occuperemo della ricorrenza dell'istituzione del Milite Ignoto, un soldato senza nome che viene preso a simbolo e a rappresentare tutti i soldati morti in guerra durante la Prima Guerra Mondiale, che sono rimasti senza un nome e spesso anche senza una tomba. A tra poco. Perché è bello questo concetto, è naturalmente anche commovente, ma dietro a questo progetto di questa cosa molto importante, il simbolo
c'è tutto un trucco dietro. Il trucco di riottenere quel consenso che la guerra aveva distrutto. Certo. Diciamo, cercare di dare credibilità a quella politica che aveva distrutto l'Italia, perché la prima guerra mondiale mette a zero l'economia italiana, e lo vedremo poi successivamente anche con l'arrivo del fascismo, ma soprattutto c'è un fattore, il rispetto degli italiani, che non c'è mai stato. È la prima volta che un milite ignoto, quindi il nulla, viene portato nel sacrario di Vittorio Emanuele II, cosa che prima l'italiano non era nemmeno considerato. Certo, E tant'è che abbiamo in 3 anni 1.250.000 morti per un conflitto che non valeva la pena di fare. Certo, parliamo tra poco, dopo la pubblicità.